Da bambino, quando passavo con i genitori, ad esempio sul ponte di Grado, guardavo queste bellissime praterie, queste barene e mi chiedevo come fanno queste piante a crescere in un'acqua salata e osservavo il fatto che alcune piante in realtà crescevano in alcune zone dove l'acqua arrivava più spesso, in alcune zone invece dove arrivava di meno ce n'erano delle altre e quindi questa cosa fin da piccolo mi ha incuriosito. Un ambiente naturale ma che allo stesso tempo ha avuto e continua ad avere forti relazioni comunque con l'uomo e che necessita di queste relazioni. La creazione delle valli da pesca ha in un primo tempo sicuramente interagito, non si può dire negativamente o positivamente con l'ambiente, ma ha interagito con l'ambiente e poi con il tempo però è diventato un ambiente vero e proprio della laguna, anche da preservare dal punto di vista naturalistico, così come le barene, alcune barene sono totalmente naturali, altre sono state create dall'uomo e non per questo comunque hanno un valore dal punto di vista anche naturalistico, ecologico, meno importante. Questo secondo me dimostra anche da un punto di vista positivo qual è la relazione che può avere l'uomo con la laguna. Ecco. Mi occupo della caratterizzazione delle comunità vegetali, vengono così chiamate, cioè di come le piante, come avviene in una società, si organizzano tra di loro cercando di far fronte comunque alle sfide che l'ambiente, che la laguna gli pone. In particolare nel passato con il gruppo di ricerca con cui collaboro abbiamo fatto uno studio su un particolare gruppo di piante che sono quelle delle fanerogame sommerse. Sono molto simili alle erbe, alle graminacee che crescono nei nostri prati, ma che crescono sott'acqua. La cosa più interessante che abbiamo scoperto è che in realtà rispetto a quello che si trova nella letteratura internazionale, quindi altri studi che sono stati fatti su queste specie, che in genere si trovano in ambiente marino e in ambiente lagunare si comportano un po' in maniera diversa. Da una parte stanno bene soprattutto dove c'è molto sale, cioè dove l'acqua è molto salata, e qui in laguna in realtà tollerano molto bene anche l'acqua dolce. La parte di fronte al mare, quella delle spiagge, diciamo, ha subito e continua a subire pesanti modificazioni dovute soprattutto a degli interessi economici che spesso guardano al momento e non al lungo periodo. Se nel passato ci fosse stata un po' di lungimiranza e a fianco questa costa completamente balneabile si fossero lasciate le dune fossili, le leccete che ci stanno dietro, non solo la natura ne avrebbe giovato, ma probabilmente anche il turismo, perché adesso la gente comunque sempre di più cerca un ambiente che possa essere più in armonia. Dal fronte invece quello più della costa interna, della laguna, un'attività agricola anche in questo caso necessaria, ma strettamente indirizzata a produzioni di tipo intensivo, tolga molta acqua ai fiumi di risorgiva e che quindi produca in qualche modo delle alterazioni all'equilibrio con le maree e allo stesso tempo riversi molti nutrienti dovuti a un eccessivo utilizzo di fertilizzanti e pesticidi, quindi cose molto conosciute che comunque, pur essendo molto conosciute, continuano ad esserci e non si vede ancora purtroppo grossi cambiamenti da questo punto di vista. Tra le specie più affascinanti ci sono quelle che crescono negli ambienti alofili, si dicono così, cioè negli ambienti che sono sottoposti alla continua azione delle acque salmastre, cioè che hanno la presenza di sale. E in questi ambienti ci sono delle specie che hanno avuto delle buone astuzie per poter sopravvivere a questa acqua salmastra, perché in realtà noi abbiamo una presenza di acqua quasi permanente, però è ricca in sale e questo fa sì che le piante in realtà non possano facilmente attingere a questa risorsa idrica che è sempre disponibile e per questo in questo ambiente troviamo delle specie come ad esempio
la Salicornia veneta, la Salicornia europea, che hanno un adattamento molto simile a quello che troviamo nelle piante delle aree più aride e desertiche, quindi sono delle piante succulente. Questa caratteristica è condivisa da molte specie di questi ambienti, quindi abbiamo delle piante proprio con tessuti carnosi, come le piante grasse. Altre, sempre nello stesso ambiente, adottano una strategia diametralmente opposta, ovvero ridurre al minimo le foglie, che sono la zona in cui si perde di più l'acqua. I giunchi, che sono tra le specie più abbondanti in questo ambiente. Quindi il paradosso di avere molta acqua, lo stesso paradosso che può subire un naufrago che si trova in mezzo al mare, molta acqua, ma non si può bere facilmente. Una gestione del territorio che sia più... All'epoca era una gestione definita di sussistenza, non tornare chiaramente all'utilizzo di sussistenza, che implicherebbe dei sacrifici forse troppo grandi per le popolazioni, ma quello che è il termine che viene utilizzato di più e che è più corretto, cioè più sostenibile, ovvero si deve continuare ad interagire, non pensare di fare della laguna una riserva integrale in cui la natura possa fare il suo corso, che non sarebbe comunque negativo, e comunque credo ci sia un buon compromesso.